Una vera bomba è esplosa questa sera a Napoli, e i tifosi sono già in allerta. Siamo tornati con un altro aggiornamento caldo e ricco di retroscena sul nostro amato Napoli e, come sempre, potrete seguire tutto qui in anteprima, direttamente dalle fonti più affidabili del mercato calcistico. Quindi lo sai già, metti mi piace, iscriviti al canale e attiva la campana. Perché da un momento all'altro potrebbe arrivare l'annuncio ufficiale di uno di quei trasferimenti che stanno lasciando i tifosi azzurri in pura attesa. Preparati! Perché oggi abbiamo informazioni preziose direttamente dal giornalista più affidabile nel mondo dei trasferimenti, Fabrizio Romano. Secondo Romano, il Napoli è assolutamente tranquillo riguardo all'arrivo di Noah Lang. Non ci sono problemi gravi, solo dettagli burocratici riguardanti i diritti d'immagine. Cosa comune in questo tipo di operazioni. Il club sta già programmando le visite mediche e l'agenda di arrivo del giocatore. E tutto sta procedendo verso una conclusione positiva a breve. Allo stesso tempo, anche San Beuchema è praticamente chiuso, con solo le pratiche burocratiche in sospeso tra Napoli e Bologna. In altre parole, il processo è in fase avanzata ed è solo questione di tempo prima dell'annuncio ufficiale. Ma il punto saliente del discorso di Romano è stato il caso di Dan Doye, l'attaccante svizzero che ha già detto sì al Napoli settimane fa e che continua ad aspettare solo il nulla osta del Bologna. Il Napoli ha un accordo totale con il giocatore, ma deve ancora sistemare il budget finale, che dipende direttamente dalla vendita di Victor Osimhen e dalla decisione su quale attaccante ingaggiare. Se il club opterà per Lorenzo Lucca, che ha un costo più accessibile, la strada sarà più libera per investire pesantemente su Ndoye. Tuttavia, se il Napoli insisterà su Darwin Núñez, l'alto valore dell'uruguaiano potrebbe compromettere l'arrivo dell'ala svizzera. Quindi, tutto è interconnesso: Osimhen, Lucca, Ndoye e il budget disponibile. Romano è stato chiaro: il Napoli sta pianificando con attenzione ogni passo, per mettere insieme una rosa forte, competitiva e finanziariamente equilibrata. L'idea della dirigenza e di Antonio Conte non è solo quella di rafforzare la rosa, ma di farlo in modo strategico, assicurandosi giocatori che si adattino allo stile fisico intenso e verticale richiesto dall'allenatore. E questo richiede pazienza, cautela e decisioni accurate, soprattutto ora che il calciomercato sta entrando nella fase decisiva. E ora vogliamo sapere da te, tifoso napoletano, quale sarebbe la tua scelta ideale. Preferiresti vedere Lucca e Ndoye insieme in rosa? O punteresti forte su Darwin Núñez anche se questo compromettesse l'arrivo di altri rinforzi? Commenta qui sotto con la tua opinione sincera, vogliamo sentirti. E, naturalmente, se ti è piaciuta questa analisi con tutte le ultime informazioni di Fabrizio Romano, lascia un super grazie e rafforza il canale affinché possiamo continuare a offrirti tutte le notizie in anteprima. Alla prossima, e forza Napoli!